Il quarto battaglione Carabinieri Veneto vuole che la memoria permanga e sia un segno tangibile del nostro vivere. A ricordo di tutti i nostri amici, colleghi che sia in patria che all'estero hanno perso la vita e hanno sacrificato tantissimo per il paese, per la patria, era giusto che anche all'interno del battaglione Veneto ci fosse un punto di memoria. Ricordare. Non dimenticare chi ha perso la vita per la patria. Anche per questo, grazie all'aiuto di un generoso imprenditore che ne ha permesso la realizzazione, si è potuto inaugurare il cippo dedicato ai caduti con una cerimonia presso la caserma del 4° Battaglione Carabinieri Veneto. Ogni anno noi perdiamo colleghi, amici che durante il servizio, e noi lo chiamiamo servizio apposta, è un servizio che prestiamo alla cittadinanza, purtroppo perde la propria vita e quindi non ci sentiamo non preparati. Siamo dei professionisti e purtroppo dobbiamo mettere in conto anche questo. Presenti alla cerimonia autorità civili e militari. L'importante è che la memoria non passi in secondo piano, perché noi siamo bravissimi a esaltarci nel momento in cui succedono le cose, poi invece svanisce subito dopo perché abbiamo tante altre cose da fare.